Ciao a tutti e benvenuti a Crafting Connections, il video podcast di Digital Artifacts in cui si parla di imprese e professioni del futuro con un solo obiettivo: dare delle dritte concrete a chi si mette oggi nel mondo del lavoro. Questa seconda stagione l'abbiamo costruita insieme agli amici di Confindustria Veneto Est e all'ITS Digital Academy Mario Volpato, di cui abbiamo qua in studio i suoi magnifici studenti. Ciao ragazzi! Come vedete, tra l'altro, siamo in una magnifica location, siamo ospiti infatti di Inalesso, il nostro partner tecnico, qui nel loro showroom di Rubano, che per oggi diventa lo studio di Crafting Connections. Io sono Alessandro Pittoni, founder di Padova Stories e Digital Artifacts, e oggi ho il piacere di avere qui con me Giulia Levorato, responsabile ufficio stampa di Ali Supermercati. Ciao Giulia. Buongiorno a tutti, ciao Alessandro. Benvenuta a Crafting Connections. Grazie. Come mi vedi in questa fase un po' tra Gerry Scotti e Catalan? Vedo perfetto. Ti ringrazio, mi dai molta fiducia in questo Anzi, mio... soprattutto mi metti a mio agio, ricordo che è quello che conta. Esatto. Allora Giulia, come sai, con questo podcast cerchiamo di dare delle dritte molto semplici e molto concrete su cosa significhi lavorare oggi. Quindi facciamo questo sforzo di immaginazione, provo a immaginare che io abbia 13 anni, quindi sia più basso rispetto adesso, sicuramente meno barba, più giovane in generale, e sicuramente ci capirai di meno su che cosa fa un'azienda e le funzioni aziendali all'interno di un'azienda. Per cui spiegami in maniera semplice di cosa si occupa Ali Supermercati e qual è il tuo ruolo e che cosa fai. Ok, Ali Supermercati, per quanto tu magari da tredicenne accompagni i tuoi genitori a fare la spesa nel quotidiano e quindi la Corretto? incontri e la conosci, è una realtà della grande distribuzione, marchio storico, che vanta 55 anni di storia quest'anno e che si distingue nel panorama delle realtà della grande distribuzione per i valori, che sono la sua bandiera di sempre. Un'azienda di matrice familiare e che crede convintamente di portare avanti i suoi valori proprio per esprimersi. ehm, per esprimersi. Senti, rispetto invece al ruolo che tu ci rivesti dentro, mi piaceva tantissimo una definizione che mi hai detto che si chiama, che ti definisce un'operaia delle parole. Sì. Me lo spieghi meglio? Allora, a me piace definirmi l'operaia delle parole perché in fin dei conti le parole riempiono letteralmente il mio quotidiano. Dalle parole io mi faccio ispirare, dalle parole mi lascio sedurre, ma soprattutto quando leggo un testo scritto bene, prima che essere fonte di seduzione, secondo me, è una forma di rispetto. Ciò nonostante, fare comunicazione non significa solamente mettere in ordine per bene gli addendi, okay, per comunicare una cosa bella. Fare comunicazione oggigiorno significa capire, okay, prima ancora che narrare, che raccontare. Quindi capire che cosa? Capire le persone, capire il contesto in cui mi trovo, capire se è il momento giusto e capire se sono le parole giuste per raccontarsi. E da qui appunto il mio legame intrinseco con le parole. Grazie Giulia, devo dire che è una bella definizione che secondo me permette anche di destrutturare un po' il tuo ruolo e metterlo bene a terra. Ok, ora che abbiamo un po' rotto il ghiaccio, passiamo con la prima challenge. Tu sai Mhm. che questo podcast si caratterizza per una serie di challenge un po' stile TikTok, però più serie e più concrete per raccontare chi sei e cosa fai. In questa prima si chiama Grandi verità o falsi miti e Mhm. chiaramente io ti dirò una serie di luoghi comuni sul mondo dell'ufficio stampa e Mhm. tu mi dovrai dire se per te è una grande verità o un falso mito. Semplice direi, Bene, ok? Pronta? pronta, vai. Partiamo allora. Se si lavora sodo, il successo è garantito. Bisogna lavorare sodo, chiaramente, cioè nulla viene dal niente, bisogna guadagnarsi il proprio lavoro, quindi è una grande verità. Ok. In un'azienda a conduzione familiare contano più i rapporti che le competenze professionali. Eh no, assolutamente. Di competenze professionali, cioè vive e si struttura, diciamo, un ruolo, ok? Però le relazioni sono una cosa imprescindibile. Cioè, bisogna sapersi muovere, come dicevo prima, bisogna saper leggere il contesto, ok? Saper intravedere
emozioni, bisogna riuscire ad entrare in empatia, cioè bisogna riuscire a capire dove mi trovo e quindi riuscire ad instaurare relazioni, A dialogare, a certo. dialogare. Ufficio stampa. Mhm. L'ufficio stampa si occupa di tutta la comunicazione dell'azienda. No, Grande verità o falso mito? falso mito. È Perché? solamente un touch point, ok? Ci sono tantissimi, è un mezzo di comunicazione, ok? Quindi l'interfacciarsi con i media e da un punto di vista giornalistico, ok? Dopodiché un'azienda riesce ad arrivare al suo interlocutore attraverso tantissimi oramai altri touch point e bisogna che siano tutti estremamente coerenti per essere efficaci. Chiarissimo, ci hai chiarito bene che cosa fa l'ufficio stampa, no? Perché prima parlavamo con i ragazzi, non è che fosse molto chiaro. L'ufficio stampa si attiva solo in caso di crisi per un'azienda. No, assolutamente. Falso In mito. crisi, falso mito, scusatemi, sì. Falso mito perché in crisi ci si arriva se non si comunica a monte adeguatamente. Mm, giusto. Per un'azienda vale la regola che se ne parli bene o se ne parli male, l'importante è che se ne parli. Grande verità o falso mito? Falso mito, Falso mito perché? perché è una questione reputazionale. È meglio a volte non parlare piuttosto che far parlare male, chiaramente. I riflettori non sono sempre comodi. Bisogna chiaramente lavorare di reputazione e di posizionamento. Questo secondo me non è banale comunque come risposta, perché in un contesto come quello odierno dove si va a caccia dell'attenzione, sembra quasi che nel momento in cui si palesa un trend devi cavalcarlo a tutti i costi perché se no non hai visibilità. E quello che dici tu invece è un passo indietro e Sì. dire comunico. Trend sì, d'accordo, sono utili, sono simpatici, sono efficienti, purché coerenti con il mio obiettivo. Mm. Senti, non sono io che decido, ma lo decide il pubblico. Mi sento di dire che Giulia ha superato la prima challenge. Siete d'accordo, ragazzi? Grazie ragazzi! È andata. Quindi possiamo andare avanti, Giulia. Andiamo. Allora, senti, prima ne parlavamo un po'. È innegabile che il digitale abbia tutti gli effetti e soprattutto i social abbiano cambiato e rivoluzionato il modo di comunicare, anche per un'azienda, ovviamente. Lo vediamo sia dal punto di vista del privato, del cittadino, ma un'azienda che ovviamente ha un po', diciamo, sempre quell'occhio di bue puntato addosso, con i social tutto si amplifica, ovviamente. Dal tuo punto di vista, quindi, che cosa è cambiato di più con la digitalizzazione, questo ruolo pervasivo della notizia e dei social, per quello che riguarda l'operatività di un ufficio stampa? È cambiato, il fatto che non stiamo dialogando solo con redazioni, okay, ma stiamo dialogando in maniera one to one con il nostro interlocutore finale, quindi con colui, che legge poi anche magari la notizia sul quotidiano o la sente nel servizio TV, okay, e questo lo posso fare direttamente. Quindi insomma bisogna essere in grado di, riuscire a canalizzare bene, la stessa notizia in maniera adeguata, con il tone of voice adeguato per ciascuna piattaforma e, canale media. A me una cosa che ha sempre colpito tanto della storia di Ali è un po' legata, diciamo, a doppio filo alla figura del fondatore Francesco Canella. Nel senso che sentendo anche, io ho avuto il piacere di conoscerlo, vedendo l'identità che ha creato e questi simboli importantissimi come quello della famiglia, dell'azienda come famiglia, capisci che in Ali il tema del creare squadra, del sentirsi parte di un gruppo è uno dei valori fondanti. E credo che sia anche una grande responsabilità da comunicare internamente e esternamente anche in una logica di employer branding. Quindi, com'è che si riesce a comunicare un valore così alto, imprescindibile, ma difficile anche da trovare per Ali, che è quello della Ali è una grande famiglia? Ma è una cosa che interiorizzi, secondo me è una cosa che ti viene talmente naturale che non ti poni neanche la questione del come faccio a. Nel senso che in prima battuta, come vi dicevo all'inizio, per riuscire a comunicare bene bisogna riuscire a capire dove mi trovo, ok?
devo analizzare il contesto, capire quali sono i valori, ok, che sono bandiera, no, di questo contesto e devo farli miei. Solo se li faccio miei riesco ad arrivare al centro, ok, al mio obiettivo. E fondamentalmente lo dicono anche i numeri, la stragrande maggioranza, anzi c'è una buona quota, diciamo, della popolazione di Ali che lavora in Ali da tanto tempo. Perché? Perché si fidelizza, ok, questa popolazione, cioè si interiorizzano i valori, li si fanno propri anche perché sono valori semplici. Valori che si vivono magari anche a casa, i valori della famiglia, il valore del rispetto, il valore dell'umiltà, il valore della solidarietà, sono tutte cose che quando abbiamo capito che sono così autentiche e che contribuiscono concretamente a cambiare il mio quotidiano e il quotidiano delle persone con cui mi interfaccio, allora ho capito, cioè ho in mano la chiave, ok? E riesco veramente a trasferire chi è questa grande azienda, perché è una grande azienda proprio in virtù di questo, cioè del forte legame che riesce ad instaurare appunto con tutti i suoi pubblici, perché parla di autenticità, di coerenza ed è la storia che lo testimonia. Grazie Giulia, siamo entrati adesso nel vivo della chiacchierata e quindi è arrivato il momento della seconda challenge. Una seconda challenge che si chiama Red Flag, Green Flag. Tu Mhm. sai che cos'è una red flag, Giulia? Beh, sì, vuoi che te la faccia vedere? Esattamente, ce le hai là. Beh, insomma, a favore magari del pubblico a casa che non sa cosa sia, questa red flag è un segnale preoccupante, Mm. è un qualcosa che sta andando male. Quindi, come nelle relazioni, anche nel lavoro, ci sono quelle avvisaglie che ci fanno dire bene bene, green flag, o male male, red flag. Quindi adesso noi facciamo questo giochino dove tu hai già preso le bandierine e io ti dirò quindi delle frasi, Mhm. di concetti applicabili al mondo dell'ufficio stampa e Mm. tu ci dirai se per te sono red flag o green flag. Sei pronta? Prontissima. Andiamo. Un ufficio stampa di un'azienda che manda lo stesso comunicato stampa a tutti i giornalisti della rubrica senza personalizzare il testo. Allora, dipende che tipo di comunicato, non lo vedo come red Mm, flag, mhm. perché è ciò che comunichiamo realmente quello che conta, ok? Quindi anch'io ho onestamente la mia mailing list e cerco di spiegare bene e di avvicinare appunto tutte le redazioni a quella che è la notizia, ok? Costruita per bene, quindi non la vedo come una cosa da demonizzare assolutamente. Una volta effettivamente mandavo one to one, adesso magari mi sento più telefonicamente Certo. con il giornalista di quella specifica redazione. Quindi allo stato attuale è una green flag. Sì, Nella dai, forma, diciamolo. allora io mantengo comunque un rapporto one to one con Mhm. la redazione, ma non attraverso la mail. Ci sta. Quindi a seconda del canale e poi ti muovi di Sì, sì, conseguenza. Ok, ok. Allora diciamo che è arancio questa come esatto, dai. frase. Senti, un ufficio stampa di un'azienda che costruisce con i giornalisti delle relazioni durature, basate su fiducia e credibilità. Green flag. Verdissima. Verdissima perché, vabbè, insomma, vogliamo dirlo, nel senso che è Lavoro di importante. relazione è importante, insomma, esserci, essere affidabili e insomma, costruire un rapporto di fiducia significa essere pronti a condividere al momento giusto le notizie coerenti e vere, ok? Perché ciò che mi devo sempre chiedere è non è bella questa notizia, ma è corretta? Mhm. È utile? È vera? Sicuramente giusto, quindi a seconda che diciamo che la relazione però è La molto importante relazione, per voi, instaurare no? una relazione è È fondamentale. fondamentale. Quindi green, diciamo. Green. Green. Un ufficio stampa di un'azienda che non monitora cosa scrivono i media sull'azienda stessa.
assolutamente red flag. Cioè, Certo. bisogna cercare di capire, insomma, e di raccogliere i frutti del proprio lavoro. Bisogna cercare di capire se sono riuscita a creare quel ponte di collegamento corretto con il mio interlocutore, in questo caso appunto le redazioni. So che possono sembrare delle cose un po' banali, ma a favore magari dei ragazzi che, sai, vogliono avere un po' chiaro l'ufficio comunicazione e l'ufficio stampa cosa fanno, andiamo anche su delle cose che apparentemente possono sembrare un po' ovvie, ecco. Mhm. Un ufficio stampa di un'azienda che cerca di nascondere una notizia negativa della sua azienda inventando giustificazioni. Non si inventa nulla, come si diceva prima. Red. Come si diceva prima, bisogna essere coerenti e saper comunicare quando è il momento di comunicare, piuttosto un non ora è sì, magari una risposta che testimonia il rispetto anche nei confronti di chi ho dall'altra parte, ok? Quindi non solo della redazione, ma soprattutto del mio pubblico. Chiarissimo. Ultima, un ufficio stampa di un'azienda che programma l'invio di comunicati stampa e materiali con anticipo, strategia, studiando i momenti migliori in cui farlo. Cioè, direi che È il l'hai grosso del tuo raccontata lavoro. bene, esatto. Green. Green flag. Perché è importante la pianificazione, perché è importante... È importante, è strategico sapere dove stiamo andando, ok? E insomma l'ufficio stampa e i comunicati stampa possono essere un valido ponte, un valido touch point per riuscire a traghettare i miei messaggi, la mia strategia. Grazie, posso prendere le bandierine? Queste sì, te le Abbiamo, rendo. abbiamo finito la seconda challenge. Chiedo al pubblico se possiamo andare avanti, se è superata. Grazie. Giulia, ma è anche troppo Ancora facile. grazie. È ancora troppo facile, cioè... No, perché in genere finora io sono il poliziotto buono e loro sono il poliziotto cattivo. Adesso si stanno un po' invertendo i ruoli e non so come mai, comunque vabbè. Senti, no, a me interessava anche sentirti raccontare un altro aspetto che trovo veramente interessante che state portando avanti e che si tratta della fondazione Ali Francesco Canella. È dedicata al fondatore di Ali, il signor Francesco, e lavora insieme a università e istituzioni professionisti. È relativamente una nuova realtà che avete lanciato da poco, legata ai valori della solidarietà, della responsabilità e del rispetto. Io so che tu hai un ruolo anche qui dentro e quindi vorrei che ci spiegassi meglio di cosa si occupa la fondazione e quindi come la stai seguendo in questo caso. Allora, la fondazione è questa nuova sfida, ok, che abbiamo deciso di lanciare per rendere onore al nostro fondatore che è mancato a gennaio del 2024. All'alba del primo anniversario, diciamo del primo compleanno, ok, che non abbiamo potuto festeggiare con lui, la famiglia Canella ha deciso di proprio andare dal notaio ed istituire, far nascere questa fondazione affinché possa portare avanti il suo impegno nei confronti di chi ha più bisogno, sempre con lo scopo di migliorare la vita alle persone, che è lo scopo che quotidianamente ciascun collaboratore di questa grande famiglia, e stiamo parlando di 5.000 persone oggigiorno, Caspita. porta avanti, cioè questo è il nostro grande obiettivo. Nella fattispecie la fondazione si impegna a portare avanti progetti per migliorare la vita delle persone in difficoltà, quindi bambini che hanno bisogno di cure magari, di assistenza, anziani non autosufficienti o persone con disabilità. Grazie Giulia, e quindi tu all'interno di questa fondazione ti occupi sempre dell'ufficio stampa e hai più o meno un ruolo Allora, in similare, ecco. realtà qui sì, si cerca di portare avanti i progetti di fondazione, quindi il mio cappello in Ali non è solo relativo all'ufficio stampa, ma anche insomma, riguarda anche l'organizzazione di eventi, le sponsorizzazioni per quanto riguarda lì, per quanto riguarda fondazione, chiaramente il vaglio di progetti Certo. e l'organizzazione di eventi. Ok, chiarissimo. Grazie Giulia. Adesso è arrivato un altro momento temutissimo.
nel senso che finora tutto liscio, adesso ci sono le domande dal pubblico. Quindi chiedo alla regia di darmi la camera 4, e questo è il nostro pubblico. Come vedi è parecchio cattivo e so che hanno una domanda scomodissima da farti. Prego, è arrivato il tuo momento. Io volevo chiedere, se non mi sento per nulla portata per la scrittura, posso comunque pensare di lavorare per un ufficio stampa? Cioè, ci sono altri aspetti che che potrei gestire, su cui potrei lavorare? Quindi non sono portato per la scrittura, posso lavorare in un ufficio stampa. Tu hai detto che il tuo ruolo è anche l'operaia delle parole, ci sta. Ci sta, ci sta. Allora, diciamo che interiorizzando, no, il mio percorso, la spinta propulsiva, no, mia, personale, è stata la mia attitudine, ok, alla scrittura, però anche la mia attitudine al mettermi in relazione con gli altri. Quindi nell'ufficio stampa è indispensabile sapersi relazionare, quindi probabilmente se tu, non so, sei curiosa di capire meglio come funziona un ufficio stampa, significa che magari sei mossa dalla capacità che hai, ok, di metterti in relazione con gli altri. Poi per quanto riguarda la scrittura di un testo messo bene, oggigiorno ci sono tantissimi strumenti, Di supporto. non li demonizzo, anzi magari possono essere un valido aiuto, però diciamo che il mio percorso è un po' diverso, ecco, parte da altri presupposti. Ritengo che si possa puntare anche sull'aspetto relazionale. Quindi insomma non disperare. Se vuoi lavorare in ufficio stampa sei ancora in tempo. Senti Giulia, allora siamo arrivati quasi alla fine di questo episodio, ma non abbiamo finito ancora di metterti alla prova. C'è l'ultimissima challenge, forse addirittura più temuta della domanda dal pubblico, ed è quella in cui in 30 secondi proprio devi lasciare una still, il tuo messaggio rivolto. Adesso abbiamo chiaramente parlato a un pubblico attento, a dei ragazzi che erano già informati su chi fossi, però provo a immaginarmi ancora io a 13 anni, non sapevo esattamente bene cosa volevo fare o dove volevo andare, cioè mi piaceva giocare a calcio, ero un fan della Juve di Del Piero, non ero molto bravo a giocare a calcio e quindi se puoi dare un consiglio a chi oggi si sente in ritardo, perso o fuori posto rispetto per esempio agli altri, ai ragazzi che ha attorno a sé. Allora, io direi Magari preso anche dal tuo percorso dal di mio vita percorso, ma professionale. soprattutto anche attingendo chiaramente al mondo della comunicazione, no? Più Certo. vasto. Io direi non cercare di comunicare tutto, ok? Ma concentrati magari su ciò che conta maggiormente per te. Cerca di coltivare, di analizzare alcuni aspetti, perché in un mondo che grida e che corre spietatamente veloce, probabilmente chi ancora oggi è in grado di sussurrare con sincerità arriva più lontano, ok? Ricordati sempre di allenare l'ascolto, ma soprattutto ricordati che le parole funzionano soprattutto se dette con il cuore. Insomma, un bel applauso. In un contesto dove si tende invece ad urlare, a farsi sentire, questo concetto di dire, sussurrare e pesare le parole dette con il cuore è un po' in controtendenza. Grazie Giulia. Allora, grazie per aver condiviso il tuo percorso. Grazie a voi dritta per al questa punto. bella ospitalità. Io adesso devo fare tutta una serie di ringraziamenti guardando in camera, quindi cerco di essere bravo. Quindi grazie in primis ai nostri amici dell'ITS Digital Academy Mario Volpato e a Confindustria Veneto Est che ci ha supportato nella produzione di questa seconda stagione di Crafting Connection. Grazie ragazzi. Vi ricordo che Crafting Connections è il video podcast di Padova Stories e Digital Artifacts, il festival delle professioni del futuro del nostro territorio che si terrà al Centro Culturale San Gaetano il 27 e il 28 marzo. Troverete quindi un palinsesto ricco di talk, live expo, progetti scuola e tanto matching tra studenti e aziende.
Chiaramente il programma completo lo trovate sulla nostra pagina Instagram e sul sito di Digital Architects. Un'ultimissima cosa, se vi è piaciuta questa puntata recuperate tutti gli altri episodi sul nostro YouTube di Padova Stories e chiaramente cliccate segui per seguire il canale. Questa mi è uscita un po' così, però insomma è genuina e spontanea. Grazie mille, ciao!